Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Treviso, Vittorio Veneto sfilano al raduno triveneto degli alpini di Bibbione dalle Alpi a quota zero. Conegliano, che raccoglie la stecca da San Michele al Tagliamento, arriva per ultima dopo Venezia e si prepara ad accogliere le penne nere di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il 13, 14 e 15 giugno 2025. A Bibbione in 30.000 per l'ultima delle 3 giornate culminate nella serata di cori e fanfare e nello sfilamento di una domenica mattina finalmente estiva. A voi la sezione de Conegliano. Anin Devan, avanti Conegliano. Dalla Dunata Nazionale, dalle montagne simbolo di Vicenza alle spiagge del litorale veneziano, la grande festa delle penne nere si rinnova e le reti Media Nord-Est la trasmettono in diretta dalle prime ore del mattino, quando Bibbione ancora dorme. Poi l'ammassamento fino alla partenza del lungo partecipato corteo. Sfilano le autorità, regione, provincia, città metropolitana, comune di San Michele. Avanza il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, al fianco del quale marcia fiero il presidente nazionale Sebastiano Favero con il consiglio direttivo. Bibbione abbraccia gli alpini e lascia a Conegliano il testimone. Un'occasione per ritrovare negli alpini la giusta ispirazione per diventare uomini e donne migliori. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia. A nome della sezione di Venezia, sono lieto e onorato di consegnare alla sezione di Conegliano questo testimone di impegno. La stecca. Siamo onorati in questa occasione. Il prossimo anno la sezione festeggia il centenario di Costituzione. Quale modo migliore per ospitare il raduno del nostro terzo raggruppamento? Evviva gli alpini e viva la sezione di Conegliano! La soddisfazione è tanta veramente, perché abbiamo visto anche oggi cosa vuol dire un raduno triveneto degli alpini. Tanta gioia, tanta allegria, ma anche tanti valori. Ha detto giustamente il presidente Favero, questa è una sfilata di pace. Gli alpini sono l'incarnazione della pace, hanno fatto nel mondo e stanno facendo nel mondo tantissime opere di volontariato, aiutano i comuni tutto il giorno e noi siamo fieri ed orgogliosi che il 2025 veda la Dunata Triveneta a Conegliano, città degli alpini.